Nel 1915 le truppe austro-tedesche stanno incassando numerose vittorie sul fronte orientale. Hanno definitivamente sconfitto la Polonia e marciano indisturbate verso la Russia, mentre il piccolo stato della Serbia è oramai stato conquistato. Ma in tutto questo, gli italiani, l'altro membro dell'alleanza, cosa stanno facendo? L'Italia era parte della Triplice Alleanza e di fatto sarebbe dovuta entrare all'interno della guerra al fianco alle forze austriache e tedesche, ma il governo Giolitti riconosceva l'impreparazione dell'esercito italiano ad intraprendere una guerra, facendo leva sul fatto che l'alleanza era un patto difensivo e non offensivo ed era riuscito quindi ad evitare la guerra all'Italia, dichiarandosi così neutrale. Non tutti gli italiani però erano d'accordo nel rimanere neutrale. L'Italia era infatti divisa in due fazioni: i neutralisti, che come Giolitti erano contrari all'entrata in guerra dell'Italia, e gli interventisti, che volevano il contrario, ovvero che l'Italia entrasse in guerra contro l'Austria per conquistare le cosiddette terre irredente, ovvero Trento e Trieste, che erano di fatto due città italiane, ma che battevano bandiera austriaca. I neutralisti avevano la maggioranza in Parlamento, ma nel 1915, in accordo con il re Vittorio Emanuele III, una delegazione diplomatica italiana firmò il Patto di Londra, con cui l'Italia si impegnava ad entrare in guerra in cambio di concessioni territoriali in Austria, chiaramente, una volta che la guerra sarebbe stata vinta. D'altra parte, invece, sul fronte orientale la Russia sembrava oramai pressoché sconfitta. Riuscì a organizzare una controffensiva in giugno, ad infliggere alcune piccole sconfitte però all'esercito austriaco. Tuttavia, l'ennesimo intervento tedesco in aiuto appunto a quello austriaco ricacciò di nuovo i russi verso l'oriente.